Buon pomeriggio, come ogni lunedì è il momento del Focus dedicato allo sport. I riflettori si accendono su quelle che sono già le prime mosse di mercato delle formazioni siciliane, le principali formazioni siciliane. Parleremo di Catania, parleremo anche di Palermo. Il Messina lo tratteremo perché vorremmo capire che fine farà l'ACR e lo faremo, cercheremo di farlo con Sergio Colosi. Poi andremo anche a Trapani, che in questo momento vive una fase di grande difficoltà in considerazione del fatto che è stata confermata la penalizzazione di 8 punti per la prossima stagione. E poi, per parlare di Catania, in studio con me c'è Alessandro Vagliasindi. Buon pomeriggio. Allora Alessandro, cominciamo dal Catania per dire che intanto quello che è certo è che fra qualche ora, ormai dopodomani, finalmente ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo direttore generale, che in realtà lavora con il Catania ormai da mesi, cioè Zarbano, e anche del DS che è arrivato a gennaio dello scorso anno, nuovo DS perché in realtà prima non aveva questa carica, Ivano Pastore. Sì. Questi sono, diciamo, i primi due elementi su cui possiamo discutere, ma ci sono anche delle novità della mattinata. Sì, dopo più di un mese, perché le ultime dichiarazioni di tesserati del Catania risalgono alla post Pescara Catania, gara che ha sancito l'eliminazione ai playoff del Catania, non registravamo più interventi appunto di tesserati del Catania. Dopodomani, direi finalmente, a margine ovviamente della presentazione del nuovo direttore generale, del nuovo direttore sportivo, ci sarà anche l'amministratore delegato e vicepresidente Vincenzo Grella per fare chiarezza su tanti temi di strettissima attualità, a cominciare da Torre del Grifo, budget, insomma, stanziato dal patron Pelligra per la stagione 25-26, e poi i temi che riguardano ovviamente il calciomercato, perché è notizia di questa mattina, ma ci arriveremo tra poco. Intanto stiamo vedendo le immagini di Torre del Grifo. Si sono nelle ultime ore susseguite delle PEC tra la curatela del fallimento e l'avvocato Dario Motta. Proprio nel fine settimana, a cavallo del fine settimana, ci sono state appunto queste comunicazioni PEC a chiarimento di alcuni passaggi della proposta irrevocabile d'acquisto formulata dal Catania. Probabilmente in settimana verrà versato il deposito cauzionale a sostegno di questa proposta irrevocabile d'acquisto, perché sono stati sciolti alcuni nodi appunto oggetto di queste comunicazioni PEC tra curatela e avvocato, e da qui poi verrà dato corso a quella che sarà la procedura competitiva con prezzo di base, quello contenuto nella proposta irrevocabile d'acquisto avanzata dal Catania, per poi arrivare a conclusione di questo lungo iter. Bisogna capire i tempi, perché è chiaro che siamo poi a ridosso dell'inizio della stagione. Dopo il ritiro a Norcia il Catania tornerà in sede, quindi occorre avere dei campi allenamento per non vanificare magari quelli che saranno gli sforzi che il club intende profondere nella sessione estiva del calciomercato, e per dare a Mimmo Toscano ovviamente dei campi d'allenamento. Allo stato mi pare difficile che si possa, come tempistiche ci siamo un po' allontanati, perché ricordiamo che la proposta risale al 13 maggio, oggi siamo al 23 giugno e ancora non siamo nella fase, insomma, della procedura competitiva vera e propria, quindi questo scorrimento dei tempi rischia di penalizzare quella che ovviamente era l'esigenza per la quale il Catania aveva formulato questa proposta più di un mese fa. Allora, speriamo che insomma i tempi si possano quantomeno, diciamo, adesso accorciare, non più dilatare da questo punto di vista. Abbiamo detto della presentazione del nuovo direttore generale e anche del nuovo DS Pastore, sì. La notizia di stamattina invece del mercato è arrivata questa mattina la comunicazione da parte della Ternana per l'esercizio del diritto di riscatto relativo all'attaccante barese Pietro Cianci. Quindi la Ternana riscatta Cianci, al Catania andrà un corrispettivo di 100.000 euro.
Ovviamente sulla casella attaccanti, a parte la questione legata a Roberto Inglese, a cui è già stata formulata una proposta di rinnovo, l'attaccante pugliese in questo momento si trova in vacanza, tra qualche giorno rientrerà in Italia e da qui si andrà al dunque, anche se le sensazioni che si registrano sono positive, cioè Inglese ha manifestato comunque il desiderio di continuare la sua avventura ai piedi dell'Etna per contribuire, si spera, insomma, al salto di categoria del Catania, anche se, e questo lo possiamo vedere ora con la grafica, con l'aiuto della grafica, anche alla luce della retrocessione della Salernitana, andiamo incontro a un girone veramente di ferro e aumentano i rammarichi, perché l'anno scorso tutto sommato era un girone molto più abbordabile a mio avviso. Guardate qui, insomma, per esempio oltre alla Salernitana e il Cosenza che sono retrocesse, c'è ancora ovviamente il Benevento, c'è il Crotone, possiamo considerare il Cerignola che l'anno scorso ha fatto benissimo e che sicuramente non è una squadra che andrà a ridimensionarsi, ma anche nella fascia centrale, cioè delle squadre che teoricamente dovrebbero gravitare tra play-off e play-out, abbiamo insomma c'è il Foggia, ci sono tante squadre, mai, il Potenza, il Siracusa, il Trapani, insomma squadre di un certo lignaggio. C'è anche da chiarire un po' quella che può essere la composizione definitiva del girone, perché la federazione aveva stabilito come criterio per quanto riguarda la collocazione delle formazioni Under 23 che la squadra che nella stagione precedente ha militato in un girone non può militare nello stesso girone nella stagione successiva, quindi escludiamo la Juventus Under 23 che quest'anno ha partecipato al girone C. Possiamo tornare anche sulla grafica per evidenziare che dovrebbe esserci una tra l'Inter Under 23, che è la novità di quest'anno, e l'Atalanta Under 23, però da un punto di vista geografico, Angelo, c'è da risolvere soprattutto un rebus, perché vedete in alto a destra il Latina. In realtà tra le neopromosse alla Serie D c'è il Guidonia Montecelio, che è un'altra squadra laziale e che non vedete in questo elenco. Perché? Perché ovviamente bisogna capire quale coppia di squadre regionali intende insomma, valorizzare la federazione, perché l'altra coppia, quella della Basilicata e Picerno Potenza, che vedete proposte in questa rappresentazione grafica, manca però il Guidonia, ma c'è il Latina, quindi questo è un po' un rebus che si cercherà di capire nei prossimi giorni, perché è proprio di ieri sera la retrocessione della Salernitana, quindi stiamo parlando veramente a caldo, e quindi bisognerà capire se ci saranno le due laziali o se ci saranno le due squadre della Basilicata. E poi bisogna vedere chi tra Inter Under 23 e Atalanta verrà assegnata a questo girone. Alessandro, si è tanto parlato in questi giorni, si discute tanto di mercato chiaramente, perché adesso si guarda la nuova stagione con tanta speranza. Sappiamo che il Catania ha grande necessità in mezzo al campo e in attacco. Non c'è dubbio, queste sono le priorità, la dirigenza lo sa bene, hanno già un quadro di nomi insomma, di interesse sia per il reparto di centrocampo che per il reparto d'attacco. È chiaro che, lo abbiamo detto più volte, la situazione degli esuberi diventa condizionante per quelle che poi sono le esigenze in ingresso a potenziamento della rosa, però il nuovo direttore sportivo, cioè Ivano Pastore, è da circa 10 giorni fuori dalla Sicilia, perché sta lavorando proprio sulle posizioni dei giocatori che non rientrano nel progetto, per vedere appunto se esistono delle sistemazioni in altre squadre o se bisognerà comunque con l'entourage di questi giocatori, con i procuratori, trovare una soluzione per arrivare a una risoluzione, chiaramente con un incentivo all'esodo,
per far sì che questa lunga lista di giocatori in esubero dimagrisca in vista del ritiro, che comunque non è così lontano. Ormai ci siamo insomma a 3 settimane, meno di 3 settimane, quindi il lavoro è ingente e chiaramente mercoledì nel corso della conferenza stampa che è stata indetta per le ore 11 cercheremo di sapere meglio e di più su quello che può essere già ritenuto come argomento caldo e magari prossimo ad andare a conclusione. Bene, Alessandro, diciamo che con il Catania ci fermiamo qui. Nel frattempo possiamo dire anche, sì, Angelo, perdonami, che Emanuele Cicerelli, sì, che è rientrato al Brescia La Ternana, è un giocatore che ha molto mercato. Lo ha chiesto espressamente la Juve Stabia, che sarà allenata da Ignazio Abate, che era l'allenatore della Ternana in cui militava Cicerelli l'anno scorso, ma ci sono almeno altre 2 squadre di Serie B che hanno manifestato interesse per accaparrarsi le prestazioni di Emanuele Cicerelli. Questo a conclusione dell'intervento. Sì, nel frattempo attiviamo anche il collegamento con Palermo, con il nostro Marco Gullà, perché anche da quelle parti ormai il tema chiaramente mercato è direi piuttosto caldo. 3 sono gli obiettivi immediati, diciamo, per la squadra rosanero, che ha in qualche modo individuato alcuni rinforzi per Inzaghi e per la prossima stagione. Attendiamo sempre che dalla regia ci sia un ok, in caso contrario penso che Inzaghi, ciao Marco, buongiorno. Dicevo, penso che Inzaghi sia arrivato a Palermo perché ha avuto delle garanzie anche in chiave calciomercato. Sicuramente. Allora Marco, sappiamo di una cessione dell'ultimo minuto in casa Palermo, ma c'è questo grande corteggiamento, diciamo, per Audero, per farlo ritornare a difendere i pali della porta rosanero, ma ci sono anche altri giocatori nel mirino del DS Osti. Sì, intanto rispondo subito a quello che ha detto appunto Alessandro. Sì, ha avuto delle garanzie ovviamente per quanto riguarda la lista della spesa che poi Inzaghi ha fornito al direttore sportivo Osti, le stesse garanzie che magari non gli ha concesso il Pisa e con cui appunto ha rotto il suo contratto, pur avendo raggiunto la Serie A comunque al termine di una grande cavalcata. E poi sì, il primo obiettivo intanto per quanto riguarda il mercato, che possiamo dire da questa settimana inizia ufficialmente per il Palermo, è sicuramente quello di Emil Audero. Guarda, sono un po' scettico perché vedendo le prestazioni anche del portierino del Palermo De Planti, la nazionale Under 21, anche ieri ha fatto grandissime cose contro la Germania, appunto negli europei Under 21. Davvero io scommetterei più su De Planti che su comunque un portiere che è fatto bene quando è stato con il Palermo, però certamente non è brillato per insomma grande costanza e continuità. Però il Palermo intanto va verso Audero, probabilmente definirà questa trattativa nei prossimi giorni. L'unico nodo è legato all'ingaggio. Audero percepisce 1,5 milioni di euro. Il Palermo o vuole spalmare questo ingaggio oppure avere la collaborazione del Como per appunto andare a pagare l'ingaggio al portiere che attualmente è in forza al club lariano. Ma non solo loro, perché ci sono altri 2 obiettivi che il Palermo ha ormai che perseguita da giorni e che probabilmente riuscirà a centrare. Il secondo è Elia dallo Spezia, un giocatore molto interessante, è stato già a Palermo, ha fatto una grande stagione con lo Spezia ed è pronto nuovamente a rindossare la maglia dei rosanero. Affare fatto, praticamente 1,5 milioni di euro allo Spezia, dove tra l'altro, come dicevi tu Angelo, grazie per l'assist, è andato definitivamente Aurelio, a titolo definitivo è stato ceduto poi dal club Ligure. Questo comunque va a evidenziare i buoni rapporti che ci sono tra le 2 società. E poi il nome, quello caldo, quello che comunque va ad irrobustire, va ad impreziosire anche un po' il reparto di centrocampo del Palermo, è quello di Palumbo del Modena, molto positiva la sua stagione con i Canarini, 9 gol, tanti assist, un giocatore che davvero è importante sia come regista ma anche come mezzala, come trequartista, può ricoprire vari ruoli appunto nel centrocampo. Palumbo, anche lui potrebbe essere insomma un affare fatto addirittura entro la fine di questa settimana,
L'unico dubbio è legato alla contropartita tecnica che il Palermo vuole inserire. Il Modena vuole De Planche, furbi loro, mentre il Palermo insomma vuole offrire Savic, che è un giocatore che è rientrato per fine prestito e non rientra tra virgolette nei piani tecnici di Inzaghi. Sì, prima di chiudere c'è un'osservazione, una domanda da parte di Alessandro. Intanto Palumbo, giocatore di grande personalità, quindi va ad alzare la quota di personalità di questa squadra ed è molto molto bravo sui calci piazzati ed è un fattore da non trascurare in un campionato equilibrato come quello di Serie B. Elia, ricordo che ebbe un grave infortunio nel momento in cui era veramente in rampa di lancio, evidentemente alla Spezia si è pienamente ripreso, è sicuramente un giocatore che salta l'uomo, un giocatore che ha colpi importanti, che può creare superiorità numerica in chiave offensiva. Marco. Sì, Elia è cresciuto tantissimo rispetto anche a quando ha indossato la maglia del Palermo, perché stava facendo bene, ti ricordi bene anche dell'infortunio, bravo Alessandro, e poi insomma l'infortunio ha un po' intralciato il suo cammino in rosanero, ma è ripartito davvero sgommando, soprattutto con la maglia dello Spezia. È un giocatore davvero di qualità, un esterno che sicuramente può propiziare poi azioni offensive per i due centravanti che sono Brunori e poi Giampaolo. Palumbo è davvero un lusso per la vita, davvero incredibile come molte società di Serie A non puntino su un calciatore con la sua qualità, perché ce ne sono ormai ben pochi in Italia. Poi vi do un altro nome che avevo dimenticato nel primo collegamento, nel primo flash, è quello di Augello, un altro giocatore abbastanza qualitativo, è in rotta con il Cagliari, o meglio non rinnoverà il contratto con il Cagliari, quindi va a parametro zero, è un'occasione di mercato che il DS Osti vuole sfruttare. Augello ha fatto benino con la maglia del Cagliari anche in Serie A, in Serie B può davvero rappresentare anche una sorta di crack su quel settore, quindi è un Palermo che cresce, si robustisce. Secondo questi nomi dovrebbe essere insomma una delle principali poi candidate alla promozione in Serie A. Ovviamente noi stiamo parlando sotto l'ombrellone perché sappiamo benissimo che poi insomma il campo è tutta un'altra cosa, anzi il Palermo lo sa benissimo, perché per 3 anni, anzi per gli ultimi 2 anni, è sempre stato etichettato come la possibile ammazza campionato, ma poi si è qualificato a malapena per i playoff. Bene, grazie a Marco. Buon pomeriggio Marco. Da Palermo, ci rivediamo Buon pomeriggio a voi ragazzi. Grazie, con il focus dedicato allo sport. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Facciamo lunedì. Una breve pausa lunedì e poi andiamo a Messina, perché la situazione è ancora tutta da definire. Vedremo che cosa succederà entro il 10 di luglio, cercheremo di capirlo con Sergio Colosi, e poi andremo anche a Trapani a fra poco. Siamo di nuovo insieme per il nostro Focus Sport, adesso a Messina dove c'è Sergio Colosi. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Allora Sergio, cerchiamo di fare come sempre il punto della situazione. Lunedì pomeriggio noi puntiamo a questo. In casa Messina c'è tanta confusione, però una data in qualche modo c'è, che era del 10 di luglio. Forse per quella data si potrebbe capire il destino, il futuro. Quale potrà essere, quale potrebbe essere il futuro del calcio a Messina? Sì, il 10 luglio è una data spartiacque, perché praticamente il Messina, la CR Messina, o si iscrive o meno al campionato di Serie D, lo ricordiamo, con 14 punti di penalizzazione. In questo caso il presidente Sciotto, oggi socio di minoranza, dovrebbe pagare 7 mensilità di contributi, corrispondere 4 invece mensilità ai calciatori, per cui una situazione per nulla facile e alquanto complessa, tenuto conto che non è comunque che sotto il profilo sportivo la CR abbia un futuro. Però l'esigenza del presidente Sciotto, che lo ricordiamo ha abbandonato il Messina in Serie C, figurarsi se voglia rilanciarlo in Serie D, è quello di bloccare la fideiussione di 350.000 euro, di non fallire, e questo è riuscito a farlo con questo piano di ammortamento dei debiti che dovrà essere presentato entro il 10 settembre, quando le squadre però saranno
sono già tutte rodate e nei vari campionati, iscritte ai vari campionati già che disputeranno tutte le gare. Per cui sullo scenario della CR Messina si apre un po' il futuro, perché è ovvio, se la CR Messina si iscrive al campionato, la Lega non potrà mai dare un'eccellenza in sovrannumero alla città dello Stretto, a maggior ragione perché un'altra società, un altro club c'è che parteciperà alla prossima eccellenza, ed è il Messae della Messana, che parteciperà appunto a questo campionato, però vorrebbe proseguire la sua storia per il 60° anno consecutivo con i suoi dirigenti, senza diventare la prima squadra della città, e accendere un po' i riflettori su questo nome blasonato che comunque è sempre appartenuto al calcio dilettantistico. In questo binomio si inserisce il Città di Sant'Agata del presidente Maximiliano Sosa, che entro il 7 luglio dovrà iscriversi per chiedere il ripescaggio in Serie D e vorrebbe ovviamente avere la disponibilità dello stadio, cambiare la denominazione in Messina, ma ci sono un po' i contatti non proprio eccellenti, diciamo tra virgolette, con la tifoseria giallorossa, che vedono un po' con grande stupore questo arrivo di Sosa a Messina, perché non ha certamente fatto bene a Sant'Agata del Militello, e dopo le esperienze degli ultimi anni ci si guarda bene da iniziare un'altra esperienza con un salto nel buio. Per cui questa è la situazione. Una cosa certa è comunque che la società cooperativa Calcio Messina, formata da tifosi, è riuscita con il grande contributo di Vittorio Fiumanò ad acquistare il marchio CR Messina, ed è pronto a darlo a titolo gratuito nel momento in cui uno di questi club riuscirà a trarre una sintesi e essere iscritto a uno dei prossimi campionati, che comunque non potrà essere diverso dalla Serie D o dall'eccellenza, secondo i casi che vi abbiamo descritto. E in questo senso diventa anche importante che non ci siano divisioni tra tifoserie e fazioni varie all'interno della stessa città, tenuto conto un po' il clima che si va a instaurare per la prossima stagione. Ti do anche in chiusura 2 notizie di mercato, per quelle che valgono, perché ormai il Messina i suoi calciatori li ha persi. Però Gelli ha firmato la scorsa settimana 3 anni di contratto, per cui un triennale con il Frosinone, e Buchel, il centrocampista che tanto bene ha fatto Messina, ha firmato in Serie D con l'Aquila. Questo è un po' il quadro attuale. Bene, molto bene, grazie Sergio. Ci ritroviamo la prossima settimana, magari avremo altri aggiornamenti. Nel frattempo adesso andiamo a Trapani, dove c'è Franco Cammarasana. Buon pomeriggio Franco. Buon pomeriggio Angelo. Abbiamo visto la situazione a Messina, che è poco, diciamo, serena. Non si sta benissimo neanche a Trapani, partendo dal presupposto che gli 8 punti di penalizzazione sono stati confermati la settimana scorsa dalla Corte d'Appello federale, quindi è un campionato in salita per il Trapani. Assolutamente sì, e questo condizionerà sicuramente anche il prossimo calciomercato. Comunque la società ha ufficialmente, attraverso dei posti del presidente, ha comunicato e farà ricorso sperando nel collegio di garanzia del CONI di avere riveduto un pochino quella che è la sentenza della Corte d'Appello federale, che appunto ha inflitto 8 punti di penalizzazione al Trapani e 6 mesi di inibizione al presidente Antonini. Per quanto riguarda la società invece, mi riferisco alla operatività sul mercato e sulla organizzazione in vista del prossimo campionato. Si sta lavorando, ma notizie ufficiali non ce ne sono. L'ultimo comunicato stampa, ad esempio, ufficiale della società risale al 13 giugno scorso, quando venne comunicato che il Trapani aveva presentato tutta la documentazione necessaria per l'iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Però si lavora per l'organizzazione del ritiro il 15 di luglio a Troina, e poi a fine luglio squadra che si trasferirà a Valderice, dove c'è un impianto molto bello, sicuramente migliore sotto l'aspetto climatico, perché beneficia dei venti della Brezza e dei venti del quadrante nord. Siamo in altura e non del caldo della fossa del provinciale, che tra l'altro
in condizioni un pochino precarie, soprattutto per quanto riguarda il manto erboso. Si parlava di un rifacimento totale di questo manto sintetico che risale alla gestione Morace, ma poi non se ne è parlato più negli scorsi mesi. Per quanto riguarda invece il calciomercato, ufficialmente si aprirà, come tutti sanno, il prossimo 1° luglio, ma di operazioni se ne sarebbero già state completate, soprattutto per quanto riguarda quei giocatori numerosissimi di cui con i quali il Trapani ha chiuso la scorsa stagione. Di quelli in realtà vincolati anche per la prossima stagione ce ne sono da 16 a 18, ma anche tra questi qualcuno sicuramente andrà via, quindi verrà ceduto. Sono andati via tutti quelli in scadenza di contratto, bisogna adesso valutare quali di questi eventualmente trattenere e vedere anche un pochino chi rientrerà dai prestiti e quali di questi trattenere. A livello di voci soltanto le ultime che sono ribalzate da Vicenza, ma non tanto dalla società vicentina quanto dagli operatori di mercato, sembra che Trapani sia interessato concretamente a Franco Ferrari, l'attaccante molto forte, che però è in scadenza di contratto con il Vicenza, quindi potrebbe accasarsi a Trapani. Bisognerà vedere però come questo sicuramente valido attaccante in quali condizioni fisiche si potrebbe presentare in ritiro qualora la trattativa andasse in porto, perché lui è reduce da un infortunio al ginocchio che ne ha compromesso in parte il finale della scorsa stagione. Poi altri nomi che si fanno in questi ultimi giorni, quello di Celedin, il centrocampista del Giuliano, del difensore Candore, sempre del Giuliano, e poi per quanto riguarda sempre il reparto avanzato, i nomi sono quelli di Francesco Salvemini, dell'Audace Cerignola, e poi un giocatore della Farnese di cui si parla molto bene, un attaccante di origine marocchina, si tratta di Sampian. C'è un problema con il collegamento con Franco Cammarasana, ecco. Franco, siamo... La società a giorni ci dica, o meglio, non tanto a noi quanto ai tifosi che pendono. Ti sentiamo a tratti, Franco, allora ci dobbiamo fermare anche con te per questo pomeriggio. Abbiamo sentito però che qualcosa si muove anche a Trapani. Il nostro focus dedicato allo sport finisce qui per questo lunedì, ci ritroviamo la prossima settimana, vi lascio ai programmi della rete, l'augurio a tutti voi di un buon pomeriggio.